Straordinario fenomeno a San Giovanni Rotondo. Padre Pio è apparso nel suo confessionale. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi di un fenomeno veramente straordinario che è accaduto poco tempo fa a San Giovanni Rotondo, nei luoghi in cui Padre Pio ha vissuto per la maggior parte della sua vita. Luoghi che ogni giorno sono meta di pellegrinaggio da parte di suoi devoti, desiderosi proprio di vedere la chiesa dove lui ha celebrato tante volte la messa, Santa Maria delle Grazie, e anche la celletta umile e povera dove ha dormito, e tanti oggetti che in qualche modo hanno conosciuto il passaggio, appunto hanno visto da Padre Pio un suo quotidiano, come ad esempio il confessionale dove Padre Pio trascorreva moltissime ore della giornata tutto intento a strappare anime al demonio e a riportare in qualche modo le anime sulla retta via, talvolta anche con modi che in qualche modo mettevano la persona di fronte alla gravità della propria colpa. Una coppia era proprio intenta a scattare la foto ad un confessionale che adesso si trova protetto, insomma, sotto vetro, e un confessionale che è stato utilizzato da Padre Pio proprio per svolgere questo ministero della cura delle anime. Quindi i pellegrini stavano appunto scattandogli delle foto quando a un certo punto si sono resi conto, nel guardare sul cellulare, che nel confessionale era apparsa una sagoma che ricorda molto quella di Padre Pio. Nel momento in cui si guarda questa foto, infatti, si ha proprio l'impressione che Padre Pio sia presente nel confessionale nella stessa posa che assumeva quando confessava, quindi inclinato praticamente verso quella che è la parte del confessionale adibita all'inginocchiatoio del penitente. Bene carissimi, vi lascio a queste immagini veramente straordinarie e siamo certi che Padre Pio da lassù continua ad ascoltare le nostre suppliche, le nostre preghiere, e ci aiuta a tornare sulla retta via, perché come egli diceva quando appunto era ancora in vita, che appunto una volta in paradiso avrebbe potuto fare molto di più per noi rispetto a quando era in vita. Bene carissimi, vi lascio a queste straordinarie immagini. Santa serata.